È iniziata adesso Partinico Audace Bagheria, Ferrara tra i pali, Flamia, Glastone, Costa, Procida, Anelli, Fiorentino, Florio, Stas, Mannone e Caracappa. Questo è lo schieramento dei nerazzurri. Occhio a questa prima opportunità per Fiorentino davanti a Catanzaro. È la prima occasione della partita per il Bagheria. Pronto Minnone che va col mancino. Un po' male qui Catanzaro, ha lasciato lì il pallone e poi il Bagheria spreca da pochi passi un'altra grande occasione. Tre Procida, entrambi hanno iniziato la stagione ad Aspro l'anno scorso, ne abbiamo parlato. Occhio a questo recupero del Partinico che prova subito a verticalizzare per Pirrotta che ci crede, calcia! Si allunga Ferrara, allo Monaco riesce a reggere l'impatto, poi Pirrotta con una grande giocata, un sombrero che poi gli permette di avanzare verso la porta avversaria. Ancora Pirrotta che pensa anche al tiro, c'era Corso che aveva fatto un discreto taglio, un centinaio di gol in queste categorie, soprattutto in promozione, che diciamo è diventata la sua casa da diversi anni. Tanto occhio a questa palla, praterie per il Bagheria, grande opportunità sulla destra, conclusione salvata da Celestre. Occhio a questa palla nella tre quarti del Partinico Audace, buona giocata di Minnone, occasione da gol e calcio di rigore per il Bagheria. Parte Stassi che va centrale e sblocca il risultato di questa partita. Avanti il Bagheria sul Partinico Audace e per Stassi sono 7 in stagione. Corso, Anselmo, palla in mezzo e grandissima coordinazione da parte di Longo. C'è la reazione del Partinico Audace che adesso soffre le trame delle Bagheria. Buon cross, colpo di testa di Stassi, arriva sul secondo tentativo ad un passo dal raddoppio Caracappa. Occhio a questo cross per Stassi che si coordina e beffa il Partinico Audace. Grande conclusione al volo del 9 che firma il bis in questa partita. Poi ancora Ferrante per Longo che con un dribbling fa fuori un avversario e poi calcia! Grande respinta di Ferrara. Quindi sta facendo fatica. Occhio a quest'altra palla sulla sinistra, vicinissimo al tris la squadra di Pagano con questo tiro di Fiorentino. È riuscito a salvare almeno questa Catanzaro. Sono i margini per un pareggio, per il momento è molto lontano. Occhio a questa palla però, D'Amico, contatto in aria, calcio di rigore per il Partinico Audace. Se l'è conquistato D'Amico e probabilmente andrà a tirarlo Pirrotta. Pronto Pirrotta, incrocia e sblocca la partita del Partinico Audace. Gara riaperta 2-1. Terminazione è andata a fare una chiusura che comunque serve a poco per la partita e infatti è il Bagheria che la spunta. 3-1, 3 punti per la formazione di mister Pagano.